Eccoci allora a questo appuntamento F4 Talk. Oggi abbiamo con noi Domenico Pepe. Ciao Stefano, buonasera. Ciao, grazie per aver partecipato a questo evento che abbiamo organizzato con i professionisti e siccome qualcosa molto veloce, ecco, e quindi non voglio dilungarmi più di tanto, lascio direttamente a te una presentazione. Io ringrazio te per l'invito, ovviamente. Io sono Domenico Pepe, mi occupo di progettazioni di edifici risparmiosi, come li chiamo io. Edifici così ben progettati che riescono a conseguire la certificazione Casa Clima o Passive House. E proprio di questo ci occupiamo, cioè di progettare l'architettura per raggiungere gli edifici Casa Clima. È il mio focus, è quello per cui ho studiato per parecchi anni, mi sono specializzato al Master Casa Clima di Bolzano ormai più di 10 anni fa, molti più di 10 anni fa, e negli anni ho sempre lavorato su questi temi. Appena tu Stefano mi hai chiesto, mi hai proposto questo invito, ho subito accettato perché conoscendo la serietà della vostra azienda e ho subito aderito alla proposta. Come ho detto, mi occupo di questo e trovo affinità rispetto a quello che fate perché cerchiamo anche noi qui in ufficio, io e le persone con cui collaboro, cerchiamo di lavorare in qualità, cerchiamo di portare sempre i nostri progetti verso la qualità più alta e come ho detto c'è affinità anche, è necessario trovare affinità, è un invito anche che faccio a chi seguirà appunto questo talk, di cercare affinità tra le varie anime, tra i vari attori del sistema edilizio più in generale, cioè in modo che si creino reti e che si creino collaborazioni. Questo è l'unico modo per crescere e per portare avanti qualità in edilizia. Poi la parola qualità è sempre un po' aleatoria. Cosa significa qualità? Significa aumentare ogni giorno sempre di più la perfezione, cercare di raggiungere la perfezione nella progettazione e nella realizzazione. Questo secondo me può essere una definizione di qualità. Ecco, poi diciamo che tu oltre a sicuramente dimostrare con i fatti sei uno che ha pubblicato veramente molto, nel senso tutto quello che dici poi è ampiamente documentato, hai realizzato diverse pubblicazioni sia di progettazioni tue ma sia anche proprio di argomenti molto specifici. Sul lato pubblicazione ci sono due rami su cui ho posto attenzione. Il primo è quello di portare alla conoscenza del più largo pubblico possibile, che sia tecnico, che sia persone comuni, le best practice, quindi progetti realizzati da altri che rappresentino, io ritorno un po' al tema, alla parola, che rappresentano qualità nella progettazione e qualità nella realizzazione. Prettamente la maggior parte sono edifici Casa Clima. Abbiamo realizzato con il professor Rossetti 2 pubblicazioni sulle scuole, una su scuole, sulle ristrutturazioni di scuole, una sulle nuove realizzazioni. E poi anche alcuni volumi prettamente tecnici di manualistica per tecnici, vuoi per analisi dei ponti termici, vuoi su altri argomenti un po' più vari, dalle energie rinnovabili, insomma, giù di lì, diciamo. Bene. E ecco, un'altra cosa invece, partendo magari dalle origini, una cosa che mi piace sempre scoprire è qual è la molla che ha fatto scattare nelle persone, qual è la passione che poi ti ha spinto a intraprendere questo tipo di attività. Questa in effetti è una domanda che non solo tu mi stai facendo, la sento un refrain che si pone, no? Ma perché poi
l'interesse sulle persone accende anche la curiosità, insomma, della vita vissuta, di quello che è lo storico delle persone. E non sei il primo che me la fa, quindi insomma, sei giustificato, insomma, non la prendo come richiesta voyeuristica, ma come interesse reale. Mio padre è geometra e quando era ancora in attività, ora in pensione, giustamente se la gode, quando era ancora in attività mi portava in cantiere, nei cantieri che lui aveva progettato, aiutavo in studio a rilegare le perizie, anche perizie tecniche di parte, perizie che raccontavano un mondo di lavori non realizzati in maniera corretta. All'età di 16 anni vedere già queste cose, questi chiamiamoli anche refusi di cantiere, non era una bella cosa. Da lì ho imparato ad apprezzare che la conoscenza potesse aiutare a superare questi problemi, questi errori. E quindi, diciamo, da un fatto negativo è nato comunque un elemento di positività, che è quello di imparare ad apprendere, imparando ad apprendere, apprendendo imparando. Così appunto dopo la laurea a Roma sono andato a fare il master di Bolzano, master Casa Clima di Bolzano, della durata di 2 anni, e ho continuato comunque a seguire corsi. Ho seguito il mio riferimento è sempre Bolzano, ho seguito corsi per costruzioni Casa Clima Oro, sempre a Bolzano, per edifici in legno, insomma, io credo di essere forse il più affezionato ai corsi. Quando li rendono disponibili, sono sempre lì assetato di conoscenze, perché sono veramente bravi. E poi diciamo, sono nate anche delle collaborazioni con delle università, una più strutturata, quella con lo UAV, con il professor Rossetti dello UAV, poi ho avuto anche la fortuna, diciamo, dal punto di vista sempre della ricerca, dell'approfondimento di questi temi, ho avuto anche la fortuna di poter partecipare ad un concorso presso lo UAV come assegnista di ricerca, quindi ho lavorato per un po' di tempo all'interno dell'Università UAV di Venezia, sempre su questi temi. E questa è la mia, diciamo, carriera più dal punto di vista appunto dell'apprendimento, dell'imparare le cose anche mentre le si faceva, perché durante questi corsi, questi studi, comunque ho sempre cercato di lavorare, e il focus era proprio la progettazione, ovviamente. Però è bello anche approfondire dei temi e poi cercare di metterli in pratica in maniera più coerente possibile, cioè strutturarli anche dal punto di vista teorico, e poi cercare di concretizzarli sul lato progettuale, sul lato delle realizzazioni, nel lato pratico. Questo è una cosa che mi ha sempre interessato, meravigliato. Bene, ti ringrazio. E invece un altro dei temi che mi piaceva appunto affrontare con te era come è cambiato, diciamo, il tuo modo di operare in questo periodo. Ecco, per cui magari se hai adottato qualche nuova strategia, se hai implementato qualcosa, quello che può essere magari anche di stimolo alle altre persone che si trovano magari a vivere questa fase, chiamiamola un po' delicata, ma anche di rinnovamento. Di sicuro ci sta stravolgendo tutti i piani e tutte diciamo, tutti i nostri workflow, tutte le nostre strategie, vuoi di comunicazione, vuoi anche di relazione con i colleghi o relazione con i committenti, tutto stravolto. Di sicuro il digitale sta ottenendo uno spazio preponderante,
Cioè, quello che stiamo facendo anche ora, in questo momento, stiamo ovviamente utilizzando uno strumento digitale. Se non fossimo in questa situazione, ci troveremmo o qui in studio da me o nei vostri bei insomma, saloni di rappresentanza, ma ci vedremo di persona. Avremmo anche forse la fortuna di berci un taglio insieme, sarebbe anche più goliardico, però ecco, io credo molto nello spirito di adattamento dell'uomo, cioè l'uomo ha vissuto, è riuscito ad evolversi perché ha sempre utilizzato spirito di adattamento, e lo stiamo vedendo anche in questi mesi, cioè in questi mesi e mezzo ormai, insomma. E lo stiamo vedendo, la cosa che mi meraviglia un pochettino di più, anche in riferimento agli enti pubblici. Questo mi meraviglia perché sono sempre stati restii col freno a mano quasi tirato nell'innovare, nel fare nuove cose, anche accettare una PEC con un permesso di costruire. Sono riuscito a farlo in questo periodo. Questo è positivo. Quindi, come tutte le cose, ci sono pro e contro. Il bicchiere di vino l'avrei preso volentieri di persona, però prendiamo il lato positivo delle cose che cambiano. Spero che questa voglia di comunicazione, che comunque facilita il trasferimento di conoscenze, di informazioni, venga implementato sempre di più, che rimanga come elemento positivo, che traiamo da una situazione comunque particolare alcuni elementi positivi, e questo potrebbe essere uno di quelli. Abbiamo messo tanto sforzo per coordinare il lavoro con i collaboratori, attivare anche, come ho detto prima, gli uffici pubblici che sono restii all'innovazione e al cambiamento, li abbiamo anche un po' svecchiati. Teniamoci questa cosa che è positiva, teniamocela anche per il futuro. Non tutti i cambiamenti vengono per farci del male, quindi utilizziamoli. Cogliere appunto in ogni cosa. Cogliamo il positivo che c'è. Esatto. Bene, allora come domanda finale invece, poi così ci salutiamo, invece è magari un po' più specifica riguardo al fatto su cos'è che cerchi, diciamo, quali sono le caratteristiche che devono avere le aziende oppure le persone che collaborano con te. Ecco, hai già un po' risposto all'inizio perché sei già partito con dei punti chiari, era per completare un po' la domanda. Sì, sostanzialmente innovazione, cioè innovazione, attenzione all'innovazione, perché è l'unico modo per progredire, per essere diversi anche dal punto di vista, per differenziarsi nel mercato, in un mercato che è comunque, vorrei dire, occupato in tutte le sue ramificazioni. Differenziarsi è l'unico modo. Per differenziarsi bisogna innovare, per innovare bisogna imparare di più, fare cultura, accettare cultura, fare cultura, divulgare anche cultura. Quindi credo che questi siano i tre. Se dovessi riassumere tutto in 3 parole: cultura, innovazione e collaborazione. Queste sono i 3 assi che almeno io cerco di utilizzare. Certo, molto bene. Domenico, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere passare questo quarto d'ora. Alla fine abbiamo fatto un quarto d'ora, siamo rimasti all'interno dei tempi che ci eravamo prefissi. Benissimo. Quindi ti ringrazio, rinnovo quindi l'invito anche a tutti quanti di cogliere un po' quello spirito, quello che hai voluto anche tu trasmetterci, per cui prendere da ogni situazione quello che c'è di buono e a far sì che il cambiamento sia proprio un elemento positivo di crescita per tutti quanti e di cultura. Grazie ancora Domenico. Grazie Stefano, grazie mille.